noi cerchiamo di tenere in quest'Aula un punto di vista che sia, almeno per quanto ci riguarda, coerente con la funzione che svolgiamo e l'istituzione a cui apparteniamo. Vede, Presidente Villanova, quando noi ci siamo dichiarati contrari a prorogare la legislatura nella primavera del 2026, non l'abbiamo fatto per fare un dispetto al Presidente Zaia, lo sopportiamo da 15 anni, l'avremmo sopportato per 15 anni e 6 mesi. Abbiamo detto che non eravamo d'accordo con quella proposta perché non regge sotto il profilo istituzionale, perché la Costituzione dice che le legislature delle regioni durano 5 anni e che quel principio, a meno che non ci fosse un evento straordinario come il Covid, deve essere garantito, perché altrimenti si sarebbe aperta una faglia della tenuta democratica dell'architettura istituzionale pericolosa, perché stavolta non si può votare in autunno perché altrimenti viene poca gente a votare, la prossima volta non si può votare in autunno perché piove. Le istituzioni e la democrazia vanno manipolate con cura e delicatezza e non possono essere cambiate le regole sulle basi delle necessità della politica, perché la politica che prova a cambiare gli equilibri istituzionali per i propri interessi è una politica pericolosa. Così come, Presidente Villanova, certo che in Emilia-Romagna hanno fatto l'esercizio provvisorio. Peccato che la data delle elezioni non l'abbia decisa il Presidente di Regione, che infatti si era dimesso, bensì il Presidente della Corte d'Appello, a dimostrazione che non è che Bonaccini ha deciso perché gli andava comodo a lui di votare in novembre. Questo è stato eletto, si è dimesso e la Corte d'Appello ha segnato la prima data possibile. Tant'è che non c'è stato un election day l'anno scorso nelle regioni che sono andate al voto, perché ogni regione ha deciso il da farsi. Quindi raccontiamo le cose come stanno, diciamo la verità. Allora io vi ho chiesto perché si vota a fine novembre, chi lo ha deciso, vi va bene e soprattutto, Presidente Villanova, mi spiega perché votare il 23 e il 24 di novembre serve al Veneto? Perché se voi mi spiegate la ragione per cui avete deciso di votare a fine novembre nell'interesse della nostra regione, vi dirò che per fortuna questo esercizio provvisorio ne avremmo fatto a meno, ma se serve al Veneto va bene anche votare il 23 e il 24 di novembre. Il punto politico è che l'unica persona a cui serve votare il 23 e il 24 novembre è il Presidente Zaia. Punto. E io è questo sul piano politico che vi contesto, che non si può piegare l'interesse di una regione così importante perché qualcuno vuole stare seduto su quella sedia 2 mesi in più, o 5 anni in più, o 6 mesi in più. È sempre questo l'argomento che usate, o l'atteggiamento del Presidente Zaia, che non è che dice mi interessa che voi stiate qua 6 mesi in più, a lui interessa stare lì seduto il più possibile, un altro mandato, i 6 mesi in più, fino all'ultimo giorno utile. Allora io per questo ponevo la questione stamattina. Qual è l'interesse dei veneti? Perché secondo me l'interesse dei veneti sarebbe stato quello di evitare l'esercizio provvisorio. E secondo me, votando a settembre, magari non saremmo riusciti entro il 31/12, ma c'era qualche possibilità in più. E siccome voi sapete che è stato il Presidente Zaia a decidere fin dall'inizio questa data delle elezioni, vi ho chiesto stamattina: siete d'accordo o non siete d'accordo? E rispetto alle parole che ho sentito in quest'Aula e alle dichiarazioni di voto che avete appena fatti, care colleghe e cari colleghi della maggioranza, devo dedurre che la decisione che il Presidente Zaia ha preso per i propri interessi personali è condivisa da tutti voi. È una responsabilità che fino a un'ora fa era del Presidente Zaia, oggi è di questo Consiglio regionale, perché non c'è nessuno di voi che l'ha messa in discussione. Anzi, tutti ancora una volta a prenderne le difese. E allora, collega Venturini, lei ha perfettamente ragione, io sono d'accordo con lei. Il ricorso all'esercizio provvisorio può essere una strategia necessaria quando dei fatti contingenti ti costringono a adottare questa strategia. Qua non c'è nessun fatto contingente.
Allora, se lei da sindaca ha ritenuto opportuno in determinati casi, per il bene dei suoi cittadini, andare all'esercizio provvisorio, io le chiedo qual è la motivazione, nell'ottica del bene dei veneti, per cui lei oggi voterà a favore di questo esercizio provvisorio. E chiudo, Presidente Ciambetti. Ovviamente annuncio il voto contrario del gruppo del Partito Democratico, ma su questa dichiarazione di voto, lo dico perché prima qualche collega ha ridacchiato, sempre per il rispetto che avete del lavoro delle opposizioni, quando Arturo Lorenzoni ha annunciato il voto contrario. Guardate, perché se invece di fare le tifoserie ascoltaste un po' la politica, vi dovreste fare una domanda. Ma secondo voi è normale votare contro un atto dovuto come la richiesta di autorizzazione all'esercizio provvisorio? Guardate che sul piano politico credo non accada quasi mai. Mi piacerebbe andare a vedere, non sono informata, se in Emilia-Romagna le opposizioni hanno votato contro all'esercizio provvisorio. Scommetto di no. Perché accade in questa regione che anche sull'autorizzazione all'esercizio provvisorio dobbiamo votare contro? Se ci fossero state, consigliera Venturini, capogruppo, le condizioni contingenti per spingerci all'esercizio provvisorio, avremmo votato a favore. Se fosse stata raccontata anche con un argomento come punto di caduta inevitabile per il bene dei veneti, avremmo votato a favore dell'esercizio provvisorio. Se semplicemente avremmo visto la volontà del Presidente Zaia di assumersi la responsabilità di questa decisione, ci saremmo fatti carico anche noi del pezzo di responsabilità di votare questo provvedimento. Ma di fronte alle parole, anzi alle non parole di oggi, non possiamo far altro che votare contro questa richiesta di autorizzazione all'esercizio provvisorio, perché con questo voto contrario votiamo contro la vostra modalità di gestione del potere a vostro piacimento e anche la vostra incapacità di alzare la testa, di raddrizzare la schiena e dire che non siamo tutti fatti così.